del consorzio, un ente che ha un grande lavoro da svolgere e tante responsabilità. L'ANBI, grazie ad Alex Vantini per il suo saluto. Grazie. Bene, buongiorno a tutti, grazie. Inizio con ringraziare ovviamente il Presidente del Consorzio Parchignone Silvano Bugno e il Direttore. Ringrazio anche per le belle parole nei confronti di ANBI regionale. Oggi questa è la mia prima uscita pubblica, quindi ringrazio doppiamente. Un saluto ovviamente a tutti i miei colleghi, presidenti dei consorzi di bonifica, un saluto alle istituzioni presenti, alle rappresentanze delle categorie della politica e un saluto a tutti gli accademici. Il convegno di questa mattina si intitola L'acqua che verrà. Acqua anche in questi giorni fortunatamente ne è venuta, sfortunatamente direi però per alcune zone, perché abbiamo visto purtroppo già dal pomeriggio di ieri alcuni comuni sono andati in difficoltà, penso al comune di Cavarzere, e ormai noi consorzi di bonifica, così come tutti i rappresentanti delle amministrazioni, vedo anche tanti sindaci con la fascia, siamo abituati a dover agire in un momento di emergenza come quello appunto che ci sono stati anche in questi giorni. Veniamo da 2 giorni di lavoro come associazione, come ANBI, 2 giorni a Macfrut, in una fiera internazionale ormai per quanto riguarda il settore ortofrutticolo, nel quale ci siamo concentrati ieri anche con la nostra conferenza organizzativa, ovviamente tanti temi trattati, uno in particolare ed è quello della tecnologia. Ieri abbiamo fatto una riflessione insieme condivisa su quanto possa essere oggi la tecnologia, l'intelligenza artificiale, la modellazione interessante anche in consorzi di bonifica per prevedere una corretta programmazione di quelli che sono gli interventi, ma anche per il supporto decisionale a quelli che possono essere gli interventi. Tutto molto bello, molto interessante, però mi unisco a quanto detto prima di me sia dal Presidente ma anche dal Senatore De Carlo: servono risorse. Chiaramente questi sono investimenti che i consorzi possono mettere in campo, ma difficilmente solo attraverso la propria contribuenza, servono finanziamenti di tipo pubblico, quindi anche per quanto riguarda l'investimento in nuove tecnologie i consorzi devono fare affidamento su una richiesta di risorse. Possiamo farlo ovviamente lavorando con le istituzioni come abbiamo sempre fatto e come dovremo continuare a fare, non solo per investimenti ovviamente di carattere tecnologico, ma chiaramente per le opere già citate. Questo non vorrei ripetermi perché è già stato detto, ma se vogliamo effettivamente cambiare, disegnare una nuova pagina di questo paese in termini di resilienza a quelli che sono i cambiamenti climatici, in termini di nuova competitività anche per le imprese agricole, servono risorse da impiegare in opere strategiche, in infrastrutture per gestire la risorsa sia quando ce n'è troppa e sia quando ce n'è poca. Permettetemi anche un piccolo inciso: ANBI non è contro le grandi opere, anzi noi crediamo fortemente che anche le grandi opere servono a questo paese, però chiaramente ci deve essere una condivisione di intenti, una condivisione di idee sia sul piano politico che sul piano tecnico. Quindi io credo che il nostro lavoro come associazione sia quello di rappresentare il mondo dei consorzi di bonifica nel rapporto costante e continuo con le istituzioni per cercare quelli che possono essere canali di finanziamento. Il nostro Presidente nazionale chiama una necessità come un grande piano Marshall dell'acqua, e credo che il nome ci stia tutto, perché ad oggi questo è quello che necessita il nostro territorio, ma il nostro paese tutto, direi, per affrontare appunto quelle che sono le sfide del cambiamento climatico e le sfide anche del mondo agricolo. Serve programmazione, lo abbiamo già detto, purtroppo
siamo molto bravi ad agire in emergenza, ma dovremo cercare di programmare quelli che sono gli investimenti per cercare di non arrivare appunto a situazioni pericolose, però appunto che per fare questo servono grandi risorse, investimenti e ovviamente un rapporto costante e continuo con quella che è la politica e le istituzioni. Grazie dell'ascolto e buon lavoro e buona giornata a tutti.